Importanti novità a Rosolina, siamo con Giancarlo Segato che ci vuole presentare una startup innovativa dedicata al settore turistico. Ci vuole spiegare Giancarlo in cosa consiste questa sua nuova avventura, ricordando che lei è già un importante operatore del settore turistico, con un albergo e la gestione di un villaggio turistico importante proprio nella zona del Delta. Allora, la 2020 Capital nasce a Rosolina nel 2021, è una startup innovativa dell'ambito fintech. Fintech sono società finanziarie che applicano tecnologia digitale per i loro servizi. 2020 Capital viene inglobata all'interno dell'incubatore Vega di Venezia e all'interno del cluster turismo, quindi dove risiedono le start-up innovative che stanno studiando nuovi prodotti a supporto del settore per il rilancio post-Covid o comunque all'interno del momento Covid. E il primo prodotto che lanciamo, il primo servizio, viene presentato il 2 dicembre a Bologna all'Hospitality Innovation Conference, che è l'evento più importante a livello nazionale per innovazioni in ambito hospitality e turismo. E avrò uno speech personalmente all'interno di questa conferenza dove verrà presentato investforitaly.com, che vedrà il lancio online nel primo bimestre 2022, quindi sarà operativa da gennaio-febbraio. Ecco, è indirizzato, ci spiegava, sia a imprese che vogliono investire, sia a imprese che hanno bisogno di qualcuno che gli finanzi il finanziamento. Sì, investforitaly.com è una grande opportunità che mette in corrispondenza tra loro investitori che vogliono che i loro capitali vengano utilizzati in economia reale per creare innovazione, crescita e sostenibilità, e dall'altro lato imprese esclusivamente dell'ambito turistico, quindi non solo alberghiere o extra alberghiere, ma anche settore ristorazione, destination management company, territori, consorzi, reti di impresa, però il settore è esclusivamente turistico. I progetti ammessi alla piattaforma, la piattaforma che gestisce richieste di finanziamento che vanno dai 20.000 euro ai 5 milioni di euro, e sono progetti a ampio spettro, devono essere di forte innovazione, devono avere elementi di innovazione e sostenibilità ambientale, devono avere caratteristiche di digitalizzazione e di anche utilizzo di politiche del lavoro anche etiche, quindi non è qualsiasi progetto può essere letto su Invest for Italy, ma in raccolta vanno solo progetti che saranno pietre miliari nell'offerta turistica, e questo serve anche e soprattutto per innovare l'offerta turistica italiana, che ha bisogno di capitali per poter insomma mettersi sia al passo con i competitor europei che anche per essere la destinazione principale nel futuro. Ecco, nel vostro business plan avete un'idea di quanto potrà garantire per esempio agli investitori in base annua? Allora, gli investimenti hanno una remunerazione molto più allettante rispetto alla media, perché insomma si va da un minimo del 10% fino a un 14% di ritorno, quindi anche 15%. Fortunatamente, quindi molto appetitoso. Molto appetitosi, sì. Fortunatamente questo è dato dal fatto che ciò che viene analizzato sono appunto solo progetti che hanno un determinato risultato, quindi forti caratteristiche appunto di innovazione, sostenibilità, quindi a lungo termine e che fanno veramente esplosione sul mercato. Sì, al di là del progetto, quali altre garanzie dovrà poi produrre chi chiederà il finanziamento? Uno degli elementi principali delle nuove tecnologie, di ciò
ciò che fa la piattaforma, che è un direct lending, è quello per cui non sono necessarie alcune garanzie. La garanzia stessa per gli investitori è il progetto. Quindi quanto più un progetto è solido, valido e il mercato ci può credere, quello sarà la garanzia sufficiente a essere finanziati. Ecco, in questa piccola presentazione naturalmente c'è la possibilità di andare a vedere qualche sito, ci può consigliare? Sì, allora investforitaly.com è già online, non è la versione definitiva perché appunto verrà lanciata sul mercato il primo bimestre 2022, però comunque già si può capire di cosa si tratta. E un altro sito da poter andare a vedere, che potrete seguire lo speech con la presentazione vera e propria della piattaforma il 2 dicembre a Bologna alle 12.05, è completamente online, è www.hicon.it. Noi crediamo nell'Italia che ha fiducia nei giovani e nel loro talento. Noi crediamo nell'Italia che dà valore al proprio patrimonio culturale e turistico. Noi crediamo nell'Italia che fa scelte ecosostenibili. Noi crediamo nell'Italia che sostiene gli imprenditori lungimiranti e che sostengono l'innovazione per un futuro migliore. Noi crediamo nell'enorme potenziale del nostro paese. Se anche tu ci credi, il turismo italiano ha bisogno di te. Basta solo un minuto per sostenere iniziative di innovazione dell'offerta turistica. Basta solo un minuto per finanziare imprese e destinazioni con progetti lungimiranti. Insieme si può. investforitaly.com